eccoci qui ritrovati con il vostro grande chef Tony Sardeon, che anche quest'oggi vi propone una ricetta presa come sempre dalla guida famosissima del cuoco veneto 4 stelle Micheli. Però prima di cominciare vi raccomando, se potete iscrivervi al mio canale YouTube, metterci anche un bel pollicione, mi raccomando assicurate che sia il pollicione. Ecco, questa sera vi voglio presentare un primo piatto che è un classico della cucina italiana e che si chiama gli spaghetti, eccoli qua che belli, gli spaghetti alla puttanesca. Un tempo questi spaghetti erano stati vietati dalla legge Merlin e adesso invece sono ritornati in auge, cosa che vuol dire auge, te lo sa solo che comunque non importa. Per questo piatto è necessario pochi ma importanti ingredienti. Allora, mi direi, prima di tutto, se siete in estate, fate un soffritto con l'aglio scamiciato. Se invece siete in inverno, è l'aglio e poi venire vestito come che è il voi. Dopo, aggiungete del pepe e del roncino, va bene? È questo che va sempre. Dopo che va le acciughe. Perché va o non che va le acciughe? Aspetta, è meglio che io domandiamo, come sempre, alla Maria. Ma guarda che coincidenza, anche la Maria sa io fare la puttanesca, vabbè, lasciamo dopo. Allora, come vi avevo detto, mettiamo le acciughe, che nel frattempo guardi che vi procura, e dopo vi servono i pelati, ma va bene, anche se i pochi che avevi, va bene lo stesso. Stavo dimenticando una cosa importantissima, che sono i capperi. I capperi, guarda in dispensa, se li trovate se capperi, eccoli qua, se non che se, dove andare a comprarli fuori, vabbè, non importa. Dopo cosa si che vuole? Niente, che vuole un po' di pomodoro, va a fare consumare, ecco, il pomodoro e che sente un piccolissimo spicchio di prezzemolo, anche se il prezzemolo, per la verità, è messo a metà cottura, da qua in effetti deriva il detto che si sempre in mezzo come il prezzemolo. Dopo aggiungete del sale QB. Il QB vuol dire quando basta, non stai come che il Mona che pensava che QB fosse una marca del sale. A questo punto, guardi, scolate la pasta, mescolate e prima di servirla in tavola la portate ad assaggiare a qualche esperto che potete trovare naturalmente nella circonvallazione del Mestre oppure nella Ponte Pana. Sentiamo ancora Maria cosa che dice. Se ancora Dio cucinato. Saluti da Tony Sardeon e buon appetito sempre!